parte il risultato dico che fondamentalmente è stato buono. Chiaramente c'era un po' di emozione perché è un nuovo ruolo, quindi diciamo, ero in attesa di capire cosa portava questa prima, diciamo così. Però è andato tutto bene, abbiamo fatto qualche errore, ma tutto sommato diciamo che il risultato diciamo, è giusto, quindi ci prepariamo per la gara di ritorno e cercheremo diciamo, di lavorare al meglio, perché ancora siamo un po' indietro a livello atletico e cercheremo diciamo, di recuperare il prima possibile e farci trovare pronti per il campionato. Questo diciamo che è un rodaggio in vista appunto della prima di campionato. Queste partite di Coppa sono sempre un po' false, sia per noi che per loro, quindi ancora non c'è la condizione, c'è caldo, tanti giocatori nuovi che si devono assemblare, quindi fa parte del momento. Adamo non poteva non esserci con la mia prima da allenatore, quindi è un acquisto diciamo, fondamentale per noi. È il capitano e quindi sarà quello che sarà da chioccia per tutta la squadra e per i giovani soprattutto. L'abbiamo trovato diciamo così allo stage che abbiamo fatto ed è un ragazzo che ci punta fin da subito, ancora diciamo, si deve ambientare anche a livello diciamo, problemi con la lingua perché non è del tutto da poco che sta in Italia, però è un ragazzo che ha molta voglia di fare bene, molta qualità e soprattutto ha l'atteggiamento giusto, quindi penso che ci darà una grossa mano. Chiaramente appena recupero dal problema al tendine d'Achille rientrerò anch'io per giocare, sì sicuro, ci spero.